Bella ragazzi, siamo qui in un nuovo video con me Shusha. Oggi qui vi spiegherò come creare una intro con Camtasia Studio 8. Ovviamente il mio è craccato. La prima cosa, scegliamo la nostra musica. Dovremo scegliere sempre la parte intro e la trasciniamo in traccione e la trasciniamo fino alla fine. Poi sceglieremo il nostro tema. Io già ne ho scelto uno dopo varie decisioni. Qui dovete togliere questa piccola parte qui per aggiungere, ecco come dovrebbe venire. Poi nel divoriamo dopo e finiamo tutte le volte sopra, scegliamo la grandezza di scrittura, scegliamo dove metterla, poi scegliamo cosa scriverci. Io ci scriverò i 3 nomi delle persone che favoriscono il mio canale, e se vorrò aggiungere un'altra cosa scriverò di nuovo text, il nostro nome, cancella, scrivo senza, lo metto qui. Ora per esempio ne voglio un'altra, lo riprendo, lo rimetto qui, end, scrivo end, questo si rimuoverà un attimo, questo, ora ne voglio un altro perché devo scrivere with, ne voglio aggiungere ancora un altro, per esempio premo di nuovo la T da 44, poi scriverò di aggiungere un'altra, scriverò present, present, poi per esempio ne voglio ancora un altro per mettere i puntini e robe varie, metterò per esempio i puntini e vedrò poi come, se mi è piaciuto, faccio così indietro, l'abbiamo, ora per esempio dopo questo qui metterò la mia transition. A me piace molto Cube Rotate, quindi metto Cube Rotate. Ecco qui vi farò vedere, lo prendo, lo metto qui, come viene, e lo rivolgo perché faccio vedere tutto. Ora non so più perché non ci vedete più dietro. Ora perché trovo le intro non vanno bene molto così, perché troppo così, ed ecco qui posso mettere Cube Rotate. Ecco, ora dopo Cube Rotate vado su Library,
prendo basic titolo, lo metterò qui, due volte sopra, cancellerò, muoverò un attimo qui dove scrivere, metterò due volte qui, e scriverò new video, e metterò di nuovo i punti. Poi vedo come è venuto qua. E poi vedo per esempio c'è il modo che lo vi farò vedere. E poi qui dovremmo aggiungere il nostro video. Poi una volta finito potremo fare save object oppure produce and share. Vi consiglio sempre produce and share. Fate custom production setting, avanti, scegliete questo formato, avanti, avanti, poi lasciate stare questo, avanti, avanti e fine. Poi vedete, fare un attimo con non fate niente, tutto questo. Ecco, come vedete il video si sta caricando. Ora, una volta che finirà, dovete prestare solo di andare sulle risorse del computer, documenti, Camtasia Studio, ed ecco qui il nostro file. Questo è un altro file che già io ho creato per un altro video. Qui ci dovrà essere la nostra intro. E ragazzi, una volta finita la trascinate dove volete, è finita. Quindi per oggi è tutto. La prossima, baciucci.